Per la pallacanestro Nuoro il 2017 si è chiuso con una sconfitta interna rimediata contro l'Olimpia Olbia in una gara valida per la terza giornata di ritorno della prima fase del campionato regionale di Serie D. I Silbones hanno perso di misura col punteggio di 72-67 al termine di una gara molto equilibrata. Una sconfitta che lascia la formazione allenata dal coach Maurizio Polidori all'ultimo posto della graduatoria del girone B. La gara con i galluresi, cui si riferiscono le immagini, ha visto i nuoresi lottare punto su punto contro una formazione che sta viaggiando a metà classifica e che ha l'ambizione di arrivare fino in fondo ai playoff. Il primo quarto si è chiuso col punteggio di 27-24 a favore degli ospiti, che sono andati a riposo lungo sul 40-38, con i nuoresi che però sono riusciti a fare propria la seconda frazione con un parziale di 14-13. Al ritorno in campo la pallacanestro Nuoro ha dimostrato di poter ambire alla prima vittoria stagionale e nella terza frazione è rimasta agganciata all'Olimpia Olbia, sospinta dai canestri di Mijatovic, autore di 19 punti, Roganovic di 13 e Sizia di 12. Il parziale di 14-12 per gli olbiesi ha portato le squadre sul 54-50 alla vigilia dell'ultima frazione e ha lasciato il match in bilico a qualsiasi soluzione. Alla fine però ha prevalso la maggior concretezza degli olbiesi, che sono aggiudicati l'ultimo quarto col parziale di 18-17 portando a casa la vittoria. Ma quella dei Silbones è stata una buona prova che fa ben sperare per il proseguo del torneo. La pallacanestro Nuoro nel prossimo turno, in programma il 6 gennaio, sarà impegnata sul campo della capolista Santa Croce Olbia, una gara dal pronostico proibitivo ma che i Silbones cercheranno di onorare.